Buonasera da parte di Giulio Arnolieri, siete collegati con la pista del Palasport di Sarzana. Come vedete sto per commentare la partita valevole per la terza giornata del campionato di Serie 1 di hockey su pista 2025-2026 fra l'Hockey Sarzana e il Breganze. Possiamo partire subito con le interviste agli allenatori, non prima però di aver ricordato che l'aspetto tecnico complessivo di queste trasmissioni è curato inclusa la regia, da Gaetano Di Benedetto, che ringrazio già da ora per il preziosissimo fondamentale apporto. Dovremmo avere l'allenatore del Breganze, Gabriele Tiella. Gabriele Tiella, allenatore del Breganze, una neopromossa che nonostante non abbia conquistato punti ha conquistato tanti elogi, non ultimo quello che ha fatto poco fa anche Sergio Festa, allenatore del Sarzana. Squadra giovane, però sembra non aver pagato, quantomeno a livello di gioco, lo scotto del salto di categoria. Diciamo che noi, sapendo un po' a cosa andavamo incontro, abbiamo iniziato a lavorare già ai primi di luglio per aumentare un po' l'intensità, per arrivare abbastanza preparati, soprattutto a livello di fisico, per l'intensità che c'è nella 1. Ecco. Forse è anche un po' per questo che non abbiamo pagato, sì, abbiamo pagato nel senso che abbiamo perso chiaramente, no? Però non abbiamo pagato così forte lo scotto dell'inizio del campionato. Per la preparazione c'è stata un po' prima. Ecco, e da allenatore soddisfatto diciamo di come la squadra ha giocato? Si poteva fare qualcosa in più, considerato anche il valore degli avversari che avete affrontato? Ma nella partita di Lodi non posso dire niente ai miei ragazzi, sono stato contento della prestazione e di cosa hanno messo in pista. Ho qualche rammarico nella prima partita contro il Follonica, però insomma fa parte del gioco, ci sta. E niente, per cui dai, andiamo avanti step by step. Se è già pronta l'intervista con Sergio Festa e poi a seguire le formazioni del Sarzana. Sergio Festa, un buon inizio per questo Sarzana, una vittoria, un pareggio che sta anche un po' stretto. Stasera si punta al non c'è 2 senza 3. Buonasera a tutti. Noi puntiamo a preparare sempre la settimana per provare a vincere chiaramente tutte le partite. Non dipende dall'avversario, come dico ai ragazzi, dipende da noi, da come prepariamo la settimana, dalla concentrazione che ci mettiamo nel prepartita e da come vogliamo affrontare la partita. Chiaramente vogliamo continuare il nostro percorso di crescita, accumulare più punti possibili, ma come detto l'altra volta a me interessa la crescita settimanale e non tanto la classifica. E comunque guai pensare che la neopromossa Breganze non sia un avversario pericoloso, perché ha perso 2 partite ma con grande onore, diciamo così. Sì, abbiamo analizzato il Breganze, intanto faccio i complimenti al loro allenatore perché comunque è salito di categoria, hanno vinto titoli Under 23, sono molto preparati, quindi quello che ho chiesto ai ragazzi sicuramente non è sottovalutare l'avversario, non ce lo possiamo permettere. E soprattutto è una squadra giovane che gioca da tanti anni insieme, quindi si sa, i giovani hanno entusiasmo e hanno fisicità, si conoscono bene, quindi dobbiamo stare attenti a tutte le soluzioni.
entrare in cronaca diretta, o meglio nella visione della pista. A proposito sempre della partita, completiamo con i due arbitri in pista, ovvero sia il signor Brambilla di Agrate Brianza e il signor Marinelli di Giovinazzo, arbitro ausiliare il signor Righetti. Allora, abbiamo detto del Breganza, ecco, vediamo anche le formazioni con i numeri in sovrimpressione. Abbiamo detto del Breganza che è una grande storica dell'hockey italiano e ha dato tantissimi campioni a questo sport, a cominciare da Fona Battistella, i cugini Saccardo, Cerato e poi via via Girardelli, Rizzatelli, eccetera. Ha vinto recentemente nel terzo millennio la Coppa Italia e è una squadra che è stata praticamente rifondata con un organico molto giovane, che lo scorso anno ha ottenuto una ottima promozione in Serie 1, vincendo il girone A al primo posto, e poi nei playoff promozione 4 vittorie su 4 contro i cugini del Tiene e il Correggio. E è una formazione che per 8 decimi è formata da giocatori del luogo di Breganze e solo 2 sono over 21, anche se stasera uno dei 2 manca perché è il portiere di riserva Todeschini. Curiosità di questa squadra sono i fratelli Tagliapietra, che così rinverdiscono in salsa veneta le gesta dei fratelli Di Benedetto, che stanno facendo grande la Francia di hockey. Il portiere è Giuseppe Tagliapietra, poi ci sono Giovanni Tagliapietra e Antonio Tagliapietra, poi ci sono anche altri giocatori. Intanto entra in pista il Sarzana per il saluto del pubblico, e dicevo, poi ci sono altri giocatori di buon livello e un occhio di riguardo per l'argentino Gabriel Cairo, proveniente dal Grosseto, e chi un po' mastica l'hockey quando sente parlare di Cairo e di Argentina è evidentemente un figlio d'arte che porta avanti una dinastia che all'hockey argentino e mondiale ha dato tantissimo. Bene, siamo quasi pronti per commentare in diretta la partita. Avevamo detto in serie di interviste che il Breganze ha perso entrambe le partite, ma in maniera decisamente onorevole, 5-3 in casa col Breganze e 5-2 all'Odi. Per il Sarzana la vittoria sul Fortere Marmi per 3-1 e poi il pareggio a Viareggio sabato scorso sul neutro con il Follonica. Giocava il Follonica in casa, 4-4, con rimonta culminata nei secondi finali dei Maremmani, e quindi un po' di amaro in bocca. La prossima giornata, che si giocherà mercoledì 29, vedrà il Sarzana impegnato sulla pista di Lodi, una delle grandi di questa Serie 1. Per quanto riguarda sempre la formazione ligure, altri due altri numeri, siamo solo all'inizio, quindi non è che c'è molto da dire, però i realizzatori del Sarzana fino a questo momento sono Tabarelli e Rubio, che hanno messo a segno una doppietta ciascuno, e con una rete Munnè, Borsi e De Rinaldis. Per quanto riguarda invece, ritorniamo, ecco, le squadre che si portano a centropista. Avete visto anche i quintetti di partenza, e dicevo, per quanto riguarda il Breganze abbiamo detto una formazione molto giovane. Il più esperto è Dal Santo con il numero 53, che lo ricordo giovanissimo all'Europeo Under 20 di Viareggio, aveva appunto neanche 20 anni con la nazionale italiana, e ora è il giocatore più esperto di questa formazione, tutta molto molto giovane, quasi tutta formata da Under 21. Da tener conto comunque che giocatori come Agostini, Costenaro e Volpe hanno già un discreto bagaglio di esperienza, perché frequentano la prima squadra da un po' di tempo. Bene, siamo alla lettura delle formazioni, dopodiché si inizierà a giocare. Intanto ricordo che la giornata odierna si è iniziata ieri sera con la vittoria del Monza contro il Valdagno per 5-1, mentre è già in corso a Giovinazzo, è iniziata alle ore 20, la partita fra il Giovinazzo e il Fortere Marmi. Ci sono poi altre partite. Ricordo anche che fra martedì e mercoledì prossimo si giocherà già la quarta giornata, con fra l'altro per la Toscana il derby versiliese a Fortere Marmi, fra Fortere Marmi e Centro Giovani. E abbiamo detto
la delicata e importante trasferta di Lodi per il Sarzana di Sergio Festa. Buon pubblico, chiaramente non c'è il pubblico della precedente partita interna, anche perché mancano i tifosi ospiti, mentre chiaramente non mancano e si sentono gli incessanti, che sono un valore aggiunto del pubblico del Sarzana. Intanto siamo pronti, il signor Brambilla sta dando gli ultimi ritocchi al prepartita e vedremo intanto quali saranno i quintetti delle due squadre. E come dicevamo in intervista con Sergio Festa, è una partita da non sottovalutare assolutamente, perché anche se il Sarzana ha 4 punti contro il 0 del Breganze, gioca in casa, però questo Breganze ha fatto vedere già delle buone cose a livello di gioco, e soprattutto, come sottolineavamo anche con lo stesso allenatore Tiella, non ha avuto quel rodaggio che di solito ci si aspetta dalle neopromosse, specialmente quando sono neopromosse molto giovani e che non hanno lavorato tantissimo, operato tantissimo sul mercato. Comunque le squadre i quintetti sono già in pista alle loro panchine. Vedete quello del Sarzana in primo piano, Munné e Lavagetti, che quindi dovrebbe partire già forse nel quintetto iniziale. No, sono ancora molti di più quelli fuori, quindi vedremo chi rimarrà in pista insieme al portiere Simone Corona. E intanto vediamo già il Breganze con il numero 53 c'è Dal Santo, il 19 Gabriel Cairo, il numero 81, che in realtà penso sia l'87, Volpe, il quarto giocatore di movimento dovrebbe essere eccolo qua, il numero 5 Agostini, e il portiere, che è il numero 25 Giuseppe Tagliapietra. Quindi, ricapitolando, Giuseppe Tagliapietra fra i pali, Agostini, Dal Santo, Cairo e Volpe. Per quanto riguarda il Sarzana, Corona fra i pali, De Rinaldis, Borsi, Munné e Rubio. Tutto è pronto, gli arbitri sono in pista, Corona sta prendendo posizione nella sua porta, Tagliapietra è già pronto, e quindi con la battuta del Breganze, come vuole il regolamento, si parte. Via. Dal Santo prova la conclusione, poi buona girata in area di Cairo sul fondo e parte il Sarzana. Munné, Borsi, Rubio, ancora Borsi, possesso di palla della formazione di casa, Borsi ancora, Rubio cerca lo spazio buono per il tiro, lo trova Borsi di poco fuori, riprende Volpe, Dal Santo, ancora Volpe, Agostini di fronte Rubio, cerca di fermare, ci pensa poi Munné a provare a ripartire, niente di fatto, riconquista Agostini e quindi ancora il Breganze a gestire palla. Volpe, tiro deviato da De Rinaldis, recuperato da Rubio. Borsi in avanti sulla sinistra, conclusione parata da Tagliapietra, l'unico dei Tagliapietra in pista in questo momento. Borsi chiama all'azione Munné, poi Rubio dalla parte opposta, De Rinaldis, girata che poteva essere un assist anche per Munné, comunque interviene Tagliapietra, poi ancora Munné, De Rinaldis, arriva con un attimo di ritardo Borsi per chiudere il triangolo, avrebbe forse potuto anche tirare De Rinaldis. Dal Santo,
Volpe, Agostini, ancora Agostini riceve da Dal Santo, poi in azione difensiva recupera Rubio, Borzi, Rubio, Sarzana che cerca di far aprire la formazione ospite, che però è molto attenta in difesa, come vedete. De Rinaldis, intanto come vedete ci sono dei problemi sul tempo che vedete in sovraimpressione, perché chiaramente si è giocato di più, siamo intorno al terzo minuto. Manovra il Sarzana che recupera con Rubio, possibilità di ripartenza, Borzi per De Rinaldis, strettissima la marcatura su di lui, non riesce a girarsi, buono il servizio di Borzi, poi la conclusione di Agostini sul fondo, arriva prima di tutti Rubio, neanche a dirlo, e riparte la formazione ligure. Borzi, ancora Rubio, chiama i suoi allo schema offensivo, si inserisce Volpe, la conclusione deviata da Borzi finisce sull'esterno della rete e si riprenderà con una palla a due, perché la pallina si è fermata sulla rete dietro la porta di Corona. Rubio, Agostini, alla meglio il Sarzana, Munnè, supera la metà pista, Rubio subentra, Borzi, Munnè, ancora Borzi, De Rinaldis. Siamo intanto al quarto minuto del primo tempo, come vedete il risultato è 0-0. Ancora Rubio, Borzi, molto attenta la difesa del Breganze, che va anche in pressing, come avete visto, addirittura sulla metà pista, e chiaramente impedisce al Sarzana di ragionare in fase di impostazione. È finita l'azione della formazione ligure, che però riconquista la sfera, e c'è anche la rimessa in gioco proprio a favore dei rossoneri. Rubio recupera la metà pista, recupera il Breganze, Agostini, uno dei più vivaci dei suoi, conclusione ribattuta, poi Rubio si libera di Volpe, in velocità va via Agostini, serve Munnè, la conclusione trova davanti a lui Cairo, poi ancora Sarzana, ma si intromette Dal Santo, bravo Borzi a fermare Cairo e a riproporre in avanti l'azione della propria squadra. Molto difficile riuscire a penetrare nella difesa del Breganze, lo vedete, e ancora una ripartenza della formazione veneta con Agostini, il cui tiro va sull'esterno della rete, recuperata da Rubio, poi può partire, questa volta è un po' più allargata la formazione ospite, conclusione di Munnè, para Tagliapietra. Giuseppe Tagliapietra, il portiere, il più grande dei tre fratelli Tagliapietra, appunto, ha 21 anni, classe 2004. Cognome, per chi è appassionato del rock progressivo ricorderà, uno dei componenti delle Orme, infatti era un gruppo veneto. Conclusione adesso di Munnè, parata da Tagliapietra. Gli altri due membri storici erano Pagliuca e Serafin delle Orme. Rimessa a due, come vedete, ci sono sulla pallina Dal Santo e Munnè, vediamo se chi avrà la meglio. Ha la meglio il ligure, meglio lo spagnolo, in forza la formazione ligure. Borzi, De Rinaldis, Rubio,
chiama l'azione De Rinaldis che parte da dietro, conclusione di De Rinaldis, aveva il corridoio libero, para Tagliapietra. Non ci sono ancora state sostituzioni, tiro di Agostini parato e anche la seconda conclusione di Cairo trova Corona attento. Non ha timori reverenziali il Breganze, come vedete, due conclusioni pericolose. E insomma, come era facile pronosticare, visto l'andamento delle due partite del Breganze nelle prime due giornate, non è una partita facile per la formazione di Sergio Festa. Cairo prova l'azione con la sponda di Agostini, niente di fatto, si intromette la difesa sarzanese con Rubio che riporta avanti la sfera. Ora Rubio mette al centro, Borzi colpisce la pallina non molto bene e forse l'avesse presa piena poteva entrare, niente di fatto, comunque credo con un pattino abbia rinviato Tagliapietra, forse l'occasione più pericolosa del Sarzana. Munnè si libera bene, poi chiama in azione Rubio, doppia girata di Rubio, poi al centro, respinta un po' avventurosa di Tagliapietra ancora con un pattino che però basta per allontanare la pallina da Munnè, il quale torna in azione adesso. Siamo a 17 minuti e 17 secondi al termine del primo tempo e Munnea riporta in avanti la sfera. De Rinaldis fermato da Del Santo finisce a terra, l'arbitro non fischia, poi sbaglia il disimpegno Borzi, la conclusione attenzione, c'è un giocatore a terra in area che è Dal Santo, precedentemente a grande parata di Corona sulla azione offensiva del Breganze che decisamente si sta facendo molto pericoloso. Time out infatti chiesto se ne va errato da Sergio Festa. C'è da registrare qualcosa nella formazione del Sarzana, ma più che demeriti al Sarzana darei veramente dei notevoli meriti al Breganze che ha affrontato la partita, sta affrontando la partita nel modo migliore dal proprio punto di vista, chiaramente, con una difesa particolarmente attenta e attenzione anche a infastidire il portatore di palla che spesso e volentieri è costretto a passaggi non del tutto. Eccola qui la conclusione con la parata di Corona, poi c'è il tentativo di alza e schiaccia di Cairo che però aveva già il gioco fermo e quindi niente di fatto. Finito il time out, il portiere del Breganze è già in pista, Corona sta arrivando, se non vado errato dovrebbe esserci infatti sì, la rimessa per il Sarzana perché è stata sanzionata la caduta di Dal Santo che ha toccato la pallina con un terzo appoggio, diciamo così. Borzi, vicino c'è Rubio e vedete come sono vicinissimi i giocatori avversari. È entrato un altro Tagliapietra, per la precisione Antonio con il numero 13. È entrato anche Costenaro, quindi due cambi, usciti Volpe e uscite Volpe e basta, Costenaro c'era già. Tabarelli, anche lui è entrato da poco nelle file del Sarzana dopo il time out, cerca di far filtrare la pallina Munnè, ne approfitterà il Santo, conclusione dal limite, è pronta la risposta di Corona. E però continua a essere decisamente pericoloso il Breganze e il Sarzana che invece non riesce, se non in alcune circostanze, a far valere la propria superiorità dovuta al fattore campo, se così vogliamo dire. Conclusione di Rubio, la pallina si alza e la rimessa, toccato per ultimo un giocatore ospite, è del Sarzana.
tempo adesso in sovrimpressione è quello corretto, quindi ci mancano 15 minuti e 42 secondi adesso alla fine del primo tempo. Un fallo di squadra commesso dal Sarzana, ancora 0 il Breganze, quindi partita correttissima. Tabarelli supera la metà pista, va alla conclusione, para, Tagliapietra, Giovanni, poi bravissimo Munè, ruba palla, ma in seconda battuta arriva Cairo. Costenaro, Borzi anticipa Antonio Tagliapietra, Rubio, bella il servizio per Tabarelli, pronta la conclusione, bella la parata di Giovanni Tagliapietra. Poi c'è fallo commesso dal numero 7 Tabarelli, è il secondo fallo di squadra del Sarzana su Costenaro, che rimette in gioco per Dal Santo. Tiro sul fondo, però velocissimo Cairo anticipa Munè, poi la conclusione della metà pista di Costenaro con Corona che para, gioco fermo. C'è il cartellino giallo per Tabarelli, decisione del signor Brambilla, che poi va a redarguire anche Rubio. Quindi prima ammonizione, cartellino giallo per il numero 7 del Sarzana, Tabarelli. Rimessa in favore del Breganze, ovviamente. C'era stato precedentemente il secondo fallo di squadra del Sarzana. No, la pallina è del Sarzana, scusate, l'avete visto. E adesso riesce a partire Tabarelli, cerca il tunnel ai danni di Costenaro, niente di fatto, palla al centro e Corona anticipa, attenzione ancora Breganze, conclusione di Antonio Tagliapietra e ancora Corona decisamente impegnato sia da lontano che da vicino. Primo fallo di squadra del Breganze, rimessa in gioco. Munè, Borzi, Tabarelli in area, poteva essere più una conclusione, però non è arrivata nello specchio della porta. C'è il corridoio per Borzi, conclusione, cerca l'angolo alto, però alza un po' troppo la mira e riparte Dal Santo, si allunga un po' la palla ma ce la fa a mantenerla in possesso e poi ancora Corona interviene. Velocissimo, vedete i cambiamenti di fronte. Rubio, Borzi, chiama in azione Munè, si deve allargare. Munè, Rubio, Borzi, Tabarelli, guardate la difficoltà dei giocatori liguri. Tabarelli ancora colpisce il palo esterno sulla conclusione, poi alza e schiaccia, ancora parato da Giovanni Tagliapietra. E prima c'è stato un momento veramente emblematico della difficoltà che hanno i giocatori liguri a penetrare nella difesa avversaria, con una chiusura perfetta su Tabarelli, che comunque poi è riuscito a passare in seconda battuta allargandosi. Rubio, siamo praticamente a metà del primo tempo, 12:50, vedete. Conclusione di Munè, contrata da Cairo che accusa il colpo e infatti esce, entra Giovanni Tagliapietra e ora i Tagliapietra sono tutti e tre in pista. Non è facile parlare tutti e tre in un gioco veloce come l'Hockey, specialmente avendo un cognome lungo. Quando si è detto nome e cognome di uno, l'azione è già finita praticamente. Comunque Antonio Tagliapietra, Dal Santo, blocco di Costenaro che permette a Dal Santo di passare, però Rubio in difesa recupera la sfera, invita i suoi a andare avanti, supera la metà pista, poi si ferma, su di lui Dal Santo,
Rubio, ancora Rubio, ha tutto il corridoio libero, potrebbe andare fino in fondo, gli esce bene Tagliapietra, poi la conclusione di Munne termina fuori, credo. Ancora Sarzana comunque in possesso di palla, sì, a vedere che è ripartito di 45 secondi, penso abbia toccato il portiere però. Borzi dalla propria metà pista con parata di Tagliapietra, Giuseppe, e time out, secondo fallo di squadra del Breganze, gioco fermo, 0-0 risultato, vedete 11 minuti e 21 da giocare e vediamo la panchina del Breganze inquadrata, eccola qua, con il tecnico Gabriele Tiella che penso per il momento non possa che fare i complimenti alla propria squadra che sta giocando decisamente bene. Ecco, vediamo un'altra occasione, una parata di Corona su un tiro da fuori deviato, ancora una parata di Corona e da questa parte invece c'è la conclusione di Borzi. Questa volta è quella l'azione di Tabarelli che mi pareva che avesse colpito l'esterno del palo con la pallina. Tanto ci sono le coreografie degli incessanti dietro la porta attualmente occupata dal portiere ospite Giuseppe Tagliapietra. Ecco, vedete la regia subito ha fatto vedere le immagini del tifo sarzanese. Allora, dovrebbe esserci l'ingresso in pista di Manrique, se non vado errato. Vediamo un po' nelle file del Sarzana. De Rinaldi su Rubio, Tabarelli, sì, e Manrique con il numero 5 entrato in pista adesso. Breganze avanti, Costenaro, un po' lungo il passaggio, comunque ci arriva Antonio Tagliapietra. Dal Santo si intromette fra i due fratelli Tagliapietra di movimento, Giovanni e Antonio. Poi recupera il Sarzana, ma c'è ancora Antonio Tagliapietra e poi il fratello Giovanni alla conclusione che finisce sull'esterno della rete. Conclusione dalla parte opposta di Manrique, parata dal terzo Tagliapietra, quello fra i pali. Dal Santo, capitano della formazione veneta, poi Costenaro e c'è il fallo numero 3 commesso dal Breganze, punizione in favore del Sarzana, 10 minuti e 17 da giocare e 33 secondi da gestire per niente perché il gioco è passato al Sarzana, quindi si riparte dai 45 secondi, 33 erano quelli del Breganze. Tabarelli, Rubio, ancora Tabarelli, il giocatore che forse è andato più vicino alla rete per il Sarzana con quel tiro che a portiere battuto ha colpito l'esterno del palo. Buona questa azione, va in vantaggio il Breganze con una bella combinazione assist di Dal Santo e conclusione vincente del numero 27, ovvero sia Giovanni Tagliapietra. Gol che viene al 15° e 10 secondi, Breganze in vantaggio e diciamo che primo tempo equilibrato, ma non è una sorpresa perché il Breganze aveva già costruito altre occasioni da rete. Sarzana che ora deve provare a riportarsi in equilibrio. Ancora il Breganze, conclusione che però Di Agostini in caduta non ha effetto. Rubio chiama all'azione De Rinaldis, Manrique, Rubio, ancora Manrique, cerca di liberarsi di Giovanni Tagliapietra, poi prova la conclusione che viene deviata fuori dal rettangolo di gioco da un giocatore ospite, quindi rimessa in favore del Sarzana. Tabarelli, De Rinaldis
sulla metà pista Manrique, in area, o meglio al limite dell'area Rubio. È Manrique che riceve De Rinaldis, va alla conclusione, bella parata di Giovanni Tagliapietra con il guantone, bella conclusione anche di De Rinaldis che aveva quasi trovato l'angolo, poi De Rinaldis recupera la pallina, protesta con l'arbitro perché secondo lui la pallina l'aveva recuperata con un terzo appoggio a terra, poi c'è delle proteste di Costenaro e viene ammonito anche il numero 88 della squadra ospite. Il signor Marinelli fa, dalla mimica sembra che ci sia da asciugare la pista, vediamo un po', sì. Gioco fermo, quindi si deve riprendere con una rimessa in favore del Sarzana, quindi gli arbitri hanno deciso per il fatto che Costenaro abbia toccato la pallina regolarmente. Questo è il gol del vantaggio del Breganze che abbiamo rivisto, eccolo qua, una bella azione, rapidità in verticale, dalla parte opposta la bella parata di Giovanni Tagliapietra sulla conclusione di De Rinaldis. Rimessa, Rubio dirige i giocatori in pista, Tabarelli posizione centrale, deviazione volante di De Rinaldis, c'è l'impressione della rete ma è l'esterno dove si è fermata la pallina, quindi rimessa con una palla a due, vedete Tabarelli e Costenaro. Gioco ancora fermo, mischia, poi arriva il tiro, niente di fatto, la pallina verrà rimessa in gioco dal Breganze. Ancora vantaggio del Breganze. Agostini, poi Dal Santo e adesso il Tagliapietra che ha segnato, cioè Giovanni. Tabarelli, comunque sono rimasti in due i Tagliapietra, il portiere e Giovanni che vedete in marcatura su Manrique. Adesso Tabarelli, Rubio, Manrique, ora Rubio, buono il servizio per De Rinaldis che cerca di girarsi in aria, si allarga di pochissimo, ancora Sarzana, Manrique contratto da Giovanni Tagliapietra, ancora Manrique, la pallina viene recuperata con il corpo da Agostini, conclusione alta recuperata da Manrique, da questi a Rubio, Tabarelli, Manrique cerca di girarsi, buon lavoro, gran gol, grandissimo gol di Manrique, grandissimo gol, gran lavoro in area, ora lo rivediamo, veramente un gran gol. Gol che è venuto al 17esimo e 46 secondi, gran gol di Manrique, eccolo qua, guardate come si libera, si gira e poi alza la pallina e la mette in fondo al sacco, gran gol veramente, sia per come se l'è costruito sia per come l'ha poi concluso. 1-1, quindi pareggio del Sarzana. E c'è il time out, la panchina del Sarzana con Festa che sta spiegando come gestire questi 7 minuti. Tanto vedete un'inquadratura della tribuna con le giovani tifose del Sarzana. Poi appena sarà possibile daremo un'occhiata anche ai risultati delle partite in corso. Eccolo qua,
quindi c'è il finale di ieri sera, Monza Valdagno 5-1, parziali Giovinazzo Forte Marmi 5-3, poi vabbè, Sarzana che sarà aggiornato fra poco, 1-1 fra Centro Giovane e Novara. Giovinazzo Forte Marmi, siamo già ben oltre il secondo tempo, cioè ben avanti nel secondo tempo, quindi non dovrebbe mancare molto, penso, alla fine, circa un quarto d'ora, non parlo di tempi effettivi. Comunque invece a Viareggio siamo sempre nel primo tempo, conclusione di Volpe che è rientrato e Corona che para fra una selva di gambe. Sarzana in pista con Manrique, Rubio, De Rinaldis e Munnè che riceve pallina ora. Per il Breganze i giocatori di movimento sono Volpe, Giovanni Tagliapietra, Dal Santo e Agostini. Dal Santo è l'uomo perno fondamentale della formazione, anche per la grande esperienza che ha questo giocatore. Tagliapietra, Giovanni Tagliapietra, Dal Santo, spintona Manrique che lo stava marcando, Munnè, Rubio, De Rinaldis si gira, Rubio, cerca il compagno da servire ma sono tutti marcati molto strettamente. Manrique, poi c'è il corridoio per Munnè, la conclusione e poi la deviazione di De Rinaldis. Era un gol fortemente cercato, perché questo schema l'abbiamo visto varie volte e il gol è venuto al 19esimo e 14 secondi, il gol che porta in vantaggio il Sarzana di De Rinaldis. Eccolo qua, l'avete rivisto, eccolo qua, Munnella, palla in area e De Rinaldis che fa centro, avete visto da dietro porta, si è fatto vedere, bel gol e grande prontezza di riflessi di De Rinaldis di farsi trovare al punto giusto quando è arrivato il passaggio di Munnè. Quindi nel giro di poco più di circa 2 minuti il Sarzana ha ribaltato il risultato. Siamo pronti per ripartire. Cairo che è rientrato, ha battuto Tagliapietra, no scusate, Dal Santo. Non ci sono più Tagliapietra negli uomini di movimento. Volpe, Dal Santo, Cairo e Agostini sono i 4. Finisce a terra Dal Santo, si rimette in gioco con una pallina a 2. No, rimette in gioco per il Sarzana perché Dal Santo aveva toccato la pallina da terra con il corpo. Pallina per il Breganze, Agostini per Volpe in area, bravissimo Corona che si esalta andando ad anticipare il giocatore avversario solo. Gran parata e soprattutto grandissima prontezza di riflessi di Simone Corona a sventare una minaccia estremamente concreta. Intanto si allarga Munnè, poi l'uscita di Giovanni Tagliapietra lo costringe a non tirare e riparte il Breganze. Cairo fermato dietro la porta del Sarzana, Rubio, Manrique, Rubio ancora, cerca la pallina al centro per la girata di Munnè, niente di fatto, però lo stesso Munnè mantiene il possesso di palla. Rubio sul fondo della pista, marcatura a uomo attentissima del Breganze nella propria metà pista e adesso Dal Santo anticipa Rubio, prova la conclusione
ribattuta, poi Agostini, Volpe, scusate. Dal Santo, Volpe da fuori, conclusione che ribatte dalla balaustra dietro la porta di Corona e poi si alza e lo stesso Corona deve smanacciarla via. Dalla parte opposta Manrique fa carambolare la pallina cercando di superare Volpe senza riuscirci. Ancora Manrique comunque. Sarzana in possesso di palla, che ora ovviamente essendo in vantaggio non ha poi la necessità di forzare più di tanto, soprattutto perché sono estremamente pericolose le ripartenze degli avversari. Poi c'è Munné un po' schiacciato alla balaustra, mantiene comunque possesso di palla, poi interviene Agostini, poi no scusate, non era Agostini, era Cairo. Agostini è ora, recupera il Sarzana con Manrique, Rubio, ma c'è il fallo di Rinaldis, gioco fermo, time out, credo che sia l'ultimo del primo tempo, time out del Sarzana, e a 2 minuti e 50 dalla fine del primo tempo il Sarzana conduce ancora per 2-1. Intanto vedete inquadrata la panchina del Breganze. Adesso abbiamo il replay delle ultime azioni. Questo è il gran gol di Manrique e questa, eccolo qua, lo rivediamo dall'altra posizione, e qui invece il raddoppio di Francesco De Rinaldis. Questo era l'ottimo intervento di Corona in anticipo su Volpe. Rientrano in pista le squadre, o meglio in pista c'erano già, si riportano in posizione di gioco. Corona in fra i pali, e intanto c'è l'ammonizione per la panchina del Sarzana perché probabilmente non è rientrato in pista in tempo, non lo so. Comunque un'ammonizione per la panchina del Sarzana da parte del signor Brambilla. Ancora non si è ripreso il gioco, vediamo. No, ora l'arbitro sta parlando con De Rinaldis, ma non mi pareva fosse stato lui ad essere ammonito. Ripartito il Breganze, Agostini, Dal Santo, Cairo. Fermata l'azione, riparte Borzi che è ritornato in pista dopo l'ultimo time out. Eccolo Borzi, avanti per Tabarelli, Manrique, buono, cerca di chiudere il triangolo De Rinaldis che in quella posizione è veramente una spina nella difesa del Breganze. Ha segnato, ha avuto altre occasioni sia per tirare anche per servire. Non è facile assolutamente controllare il numero 88 del Sarzana. Volpe ha problemi ad addomesticare la pallina che gli viene rubata da Tabarelli, il quale va al tiro e Giuseppe Tagliapietra para. 2 minuti esatti alla fine del primo tempo, palla a 2 vedete fra Borzi e Volpe, proprio sotto la postazione degli incessanti. Conclusione di Manrique che passa vicino alla porta di Giuseppe Tagliapietra, poi ancora Sarzana, Borzi, Tabarelli si libera, cerca di dribblare anche il portiere che però riesce a fermarlo. Agostini, su di lui Tabarelli, e poi però c'è un po' un pasticcio, alla fine emerge con la pallina Manrique
e il Sarzana la pallina in proprio possesso a 1 minuto e 30 scarsi. Quindi non basterà anche tenesse la palla per arrivare alla fine, anche perché mancano una ventina di secondi al termine dell'azione dei liguri. Borsi in lotta con Agostini, chiama De Rinaldis ancora, non forza il Sarzana, anche perché deve stare attento alle ripartenze del Breganze. Serve Borsi, quale preferisce aspettare, poi serve Manrique indietro. Manrique va alla conclusione, ha colpito, mi pareva, sì, ha parato il portiere, quindi il Sarzana ha riconquistato i 45 secondi che ancora non basterebbero però per arrivare alla fine del tempo, perché vedete ne mancano 52. Comunque saggio l'azione del Sarzana di provare a riconquistare e riuscirci 45 secondi per prolungare la propria azione offensiva. Sulla pallina c'è Manrique che ha servito Tabarelli, Borsi alla conclusione e gol. Questa volta non ha assolutamente colpa Tagliapietra, perché ora lo rivedremo, c'era praticamente tutte e due le squadre davanti a lui, poveraccio, non ci poteva fare veramente nulla. Credo che la pallina l'abbia vista proprio quando era già dentro. Eccolo qua, guardate da dove tira Borsi e le persone che ha davanti, perché ci sono Tabarelli e Dal Santo, ma ce n'è anche un altro. Quindi 3-1 per il Sarzana, rete che è venuta, attenzione, si è allargato il Breganze al 24esimo e 3 secondi. Dall'altra parte conclusione di Cairo fuori dello specchio della porta, 28 secondi alla fine con il possesso di palla del Sarzana, che a questo punto sì, potrebbe gestirla fino in fondo, anche perché con 2 reti di vantaggio vale anche la pena provarci. Chiaramente vedete il Breganza in pressing per cercare di soffiare la sfera. De Rinaldis tradito da un rimbalzo della balaustra, pallina che finisce al Breganze, e bravissimo De Rinaldis che cerca in tutte le maniere di fermare Dal Santo. Riconquista la pallina, ancora Sarzana, De Rinaldis, conclusione parata. Siamo agli ultimissimi secondi, però Breganze può ancora tirare. Attenzione, conclusione, prima di 3 conclusioni di Dal Santo e 2 di Cairo, ma Corona insuperabile. Finisce sull'ultimo tiro del Breganze il primo tempo. Sarzana che va a riposo sul 3-1. Prima parte della prima frazione un po' difficile per i liguri, che vanno in svantaggio con il gol di Giovanni Tagliapietra, poi al 15esimo, poi il pareggio di Manrique al 17esimo, De Rinaldis al 19esimo e Borsi al 24esimo firmano il 3-1 con il quale il Sarzana va a riposo. Ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo.
Siete nuovamente collegati con il Palasport del nuovo mercato di Sarzana. State per assistere al secondo tempo dell'incontro di hockey su pista fra i padroni di casa del Sarzana e il Breganze. Il risultato 3-1, lo vedete in sovraimpressione, quello del primo tempo a favore del Sarzana. Vediamo i quintetti. Per quanto riguarda il Breganze, fra i pali il portiere Giuseppe Tagliapietra, poi con il 53 Dal Santo, 88 Costenaro, 19 Cairo, 13 Antonio Tagliapietra. Per il Sarzana invece corona fra i pali Borzi con il numero 11, De Rinaldis 88, Manrique numero 5 e Rubio naturalmente con il 17. Primo tempo abbiamo detto 3-1, vantaggio di Giovanni Tagliapietra, poi Manrique, De Rinaldis e Borzi hanno firmato la rimonta e il sorpasso della formazione di Sergio Festa. C'è una rimessa in gioco in favore del Sarzana. De Rinaldis tocca per Rubio. Borzi cerca di far arrivare palla al centro per Manrique, anticipato da Dal Santo. Ancora Borzi, Manrique, corto il passaggio, si intromette Tagliapietra, poi Rubio, molto aggressivo Tagliapietra, costringe Rubio a metterci un po' di tempo a fare il passaggio. Adesso Manrique, il portiere Giuseppe Tagliapietra intercetta la pallina fuori dalla zona di sua pertinenza, quindi la rimessa in favore del Sarzana. Sarzana che con il doppio vantaggio può permettersi, diciamo, di cercare di far venire fuori il Breganze per magari colpire ancora più decisamente nelle ripartenze. Cosa facile a dirsi da quassù, un po' meno da fare in pista, anche perché il Breganze, l'abbiamo sottolineato tante volte, ha intanto una bella conclusione di Rubio con Tagliapietra che para. Dicevo, al di là del fatto che sia in svantaggio, il Breganze è una squadra molto ben messa in pista e del resto, come diceva Festa nel prepartita, è una squadra sì molto giovane ma che gioca insieme da tanto tempo e quindi l'affiatamento ce l'hanno. Poi è cambiata poco rispetto allo scorso anno, l'unico inserimento è stato quello di Cairo. Tanto ancora la rimessa in favore del Sarzana. De Rinaldis in lotta con un Tagliapietra, poi passaggio indietro per Borzi, non era preciso, recupera il Breganze. Giovanni Tagliapietra in lotta con Borzi, poi c'è la trattenuta di Borzi, fallo di squadra e adesso siamo 4-4 come vedete nei falli di squadra. Inizio decisamente muscolare del secondo tempo fra due squadre che ovviamente hanno ancora tutto da giocarsi nonostante il doppio vantaggio del Sarzana. Sappiamo benissimo che nell'hockey 2 reti di vantaggio in 25, anche se ora i minuti sono 23, sono tutt'altro che un bottino su cui speculare e dormire sonni tranquilli. E Breganze sta spingendo parecchio sul pressing e crea anche qualche problema alla formazione ligure, che non ha tempo spesso di ragionare per portare in avanti la pallina. Manrique contratto sullo lanza e schiaccia da Costenaro, il quale Costenaro poi perfeziona il rinvio. Poi c'è forse un fallo di Dal Santo su Manrique, forse si erano scontrati, ho visto che è caduto il giocatore del Sarzana ma onestamente non ho visto. Intanto la conclusione al volo di De Rinaldis, si allunga Giuseppe Tagliapietra, dalla parte opposta è finita a terra Costenaro, gioco fermo.
Borzi e Costenaro stanno chiacchierando, vediamo. È Borzi che fa notare che Costenaro ha una ferita al viso e quindi l'arbitro lo fa uscire perché gli vengano prestate le cure del caso. No, rientra, no, non si è ancora capito come si evolverà la situazione, perché l'arbitro ha fatto uscire Costenaro, il quale Costenaro è uscito e poi è rientrato. Vediamo un po' se si riesce a capire. Intanto si asciuga la pista davanti a Giuseppe Tagliapietra. Ancora fermo come vedete il gioco, vediamo un po' Agostini che rimette in gioco, non ci sono stati falli di squadra. No, Costenaro poi è uscito, quindi Dal Santo, Agostini, Cairo che devia adesso ma la pallina non supera la difesa del Sarzana, e poi Giovanni Tagliapietra in lotta con Manrique, e vedete che insomma si sta giocando abbastanza anche fisicamente, e il pressing del Breganze porta il Sarzana a non riuscire a uscire dalla propria metà pista in 10 secondi, e quindi guadagna la punizione la formazione ospite. Antonio Tagliapietra ha toccato per Dal Santo, tiro senza pretese fuori. Ancora Sarzana in possesso di palla, prova a agire per linee esterne, quindi Rubio, palla al centro di De Rinaldis, però fa buona guardia la difesa delle Breganze su Manrique. Gioco molto spezzettato in questo frangente, anche se poi non è che ci siano tantissimi falli, perché siamo sempre a 4 falli per squadra, però c'è la necessità spesso e volentieri di interrompere il gioco e di ripartire, come in questo caso, con una pallina a 2. Rubio e Cairo, la pallina va in avanti nella zona d'attacco del Sarzana, niente di fatto. Stavolta è il Breganze che non riesce a uscire in tempo utile dalla propria metà pista, e quindi la pallina passa al Sarzana. Fase un po' confusa, con, come ho già detto, il Breganze che cerca di pressare e il Sarzana che cerca di alleggerire e poi magari di colpire quando il Breganze si scopre. Però, come vedete, non è facile. Rubio tocca per Manrique, ancora Rubio, conclusione parata da Tagliapietra. Agostini fa tutta la pista e poi la sua conclusione finisce fuori. Recupera comunque Cairo in lotta con Manrique, duello sudamericano. Manrique, e c'è il fallo commesso dal Sarzana, da Manrique nella fattispecie, quinto fallo del Sarzana. Cairo fermato molto bene da Manrique, poi si allarga Borzi allo specchio della porta, è bravissimo Tagliapietra con il guantone a parare sulla sua sinistra, tanto dalla parte opposta c'è la parata di Corona. Borzi aveva messo un tiro piuttosto basso, tutt'altro che facile, ma ci è arrivato con il guantone Giuseppe Tagliapietra. Ancora Sarzana, palla in area per De Rinaldis, su di lui Dal Santo, intervento forse da rivedere, ma tanto così per levarsi la curiosità, forse c'era stato un intervento un po' troppo fisico di Dal Santo. Gli arbitri comunque non hanno ravvisato. Qui invece giustamente il signor Marinelli fischia il fallo, il quinto fallo del Breganze per la steccata di
Giovanni Tagliapietra sulla mano di Manrique, sulla stecca di Manrique, e ovviamente era Antonio Tagliapietra. Chiedo scusa a tutta la famiglia Tagliapietra, ma quando sono tutti e tre in pista non è facile. Ancora da asciugare la pista, anche se siamo quasi a fine ottobre, la temperatura non diciamo che è primaverile, ma insomma quasi, e quindi il sudore dei giocatori in pista quando il tempo passa aumenta. Punizione Manrique sulla sfera, dietro di lui Borzi che riceve. De Rinaldis, Dal Santo su di lui, ancora De Rinaldis, adesso è Tagliapietra che poi riconquista la sfera. Bravissimo Rubio dalla parte opposta, parte da solo, poi serve al centro Borzi, da quarto a De Rinaldis e colpisce l'esterno della rete, poi mette palla in area Borzi, ma c'è un fallo e c'è il rigore per il Sarzana. Vediamo se si riesce a rivedere l'azione. Brambilla parla con Dal Santo. Avessi mai visto un arbitro che in queste condizioni, in queste situazioni torna sul proprio giudizio, no? È evidente che sono proteste inutili che poi magari finiscono anche per portare a munizioni o altro, anche perché se poi tornasse sui suoi passi, se avesse sbagliato la prima volta avrebbe sbagliato comunque 2 volte un arbitro. Comunque Borzi incaricato del rigore, parato da Giuseppe Tagliapietra, la pallina finisce fuori dal rettangolo di gioco e deve essere rimessa comunque dal Sarzana. Rigore di Borzi, parato da Giuseppe Tagliapietra. Manrique ha toccato a Borzi e la pallina finisce di nuovo fuori dal rettangolo di gioco, e ancora la rimessa è per il Sarzana, perché l'ultimo a toccare è stato un giocatore ospite. Chiede la distanza di Rinaldi, tocca per Manrique, ci sarebbe Rubio sulla metà pista, però c'è Tagliapietra nel mezzo pronto a intercettare, invece adesso la pallina arriva a Rubio che ha cambiato posizione. Rubio ancora va sul fondo, chiede ai suoi di girare, fallo perché il portiere colpisce la pallina fuori dall'area di sua pertinenza. Già battuta la punizione, Borzi ha battuto, la pallina era andata in rete, ma l'arbitro credo non avesse ancora fischiato. È una fase di grandi chiacchierate dei giocatori con gli arbitri, prima Dal Santo e ora Rubio con il signor Brambilla. Rubio, De Rinaldis, conclusione ravvicinata, parata, ancora Sarzana, Manrique, Rubio dietro la porta, attende che si facciano vedere i suoi compagni, il tempo passa, ma e poi c'è la rimessa in favore del Breganze. Battuta Dal Santo, palla che si alza, recuperata comunque dal Sarzana. Rubio ha di fronte Antonio Tagliapietra, lo supera a velocità, però poi Tagliapietra lo ferma, serve Agostini, indietro, troppo lunga per il portiere alza la palla, un po' troppo secondo me, però l'arbitro ha fatto giocare, ha continuato a far giocare Agostini. Un paio di azioni più da palla a volo. Borzi supera la metà pista, mette in area, deviazione con le spalle alla porta di De Rinaldis, non si fa sorprendere Giuseppe Tagliapietra, palla a 2.
Intanto piano piano, con molte interruzioni, siamo arrivati al 7° minuto circa. Il risultato è sempre quello dei primi 25 minuti, 3-1 in favore del Sarzana. De Rinaldis, c'è un po' di confusione nella zona d'attacco del Breganze, poi una conclusione di Volpe parata senza problemi da Corona, dalla parte opposta Dal Santo, conclusione, bella la conclusione, si alza un po' troppo, niente di fatto e gioco ancora fermo. Si deve rimettere in gioco la pallina ad opera del Sarzana, ma Corona deve farsi asciugare, credo, sì, infatti, farsi asciugare la visiera del casco. È rientrato Munné. Rimessa per il Sarzana. Borsi per Rubio. In avanti per Manrique. Manrique per Rubio ancora, pressing proprio al limite della metà pista del Sarzana per cercare di far sprecare il tempo utile per uscirne ai giocatori di casa. Poi comunque ora vedete che Borsi è arrivato dietro la porta del Breganze, poi riconquista la palla la squadra di Tiella. Dal Santo, Agostini, conclusione ribattuta, Munné fermato Dal Santo. Manrique gira dalla parte opposta per Munné, non si intende con Borsi. Corona allontana la pallina, fermata però da Cairo, credo. Poi palla al centro di Manrique per Borsi, il quale Borsi cerca l'appoggio ma non centra lo specchio della porta. Ancora Sarzana. Manrique ancora cerca l'azione simile a quella del gol del primo tempo, stavolta Tagliapietra para. Dal Santo, Tagliapietra Giuseppe, ovviamente quello che ha parato, fallo commesso su Agostini, è il 6° fallo del Sarzana, sono ancora 5 come vedete quelli del Breganze. Deve arretrare la barriera del Sarzana, toccata la punizione Dal Santo, ribattuta, potrebbe partire il Sarzana, però più veloce a rientrare è proprio Dal Santo. Di fronte c'è Manrique, niente di fatto, pallina che finisce nella metà pista del Sarzana, il tempo passa, gli arbitri non fischiano, secondo me i secondi erano passati, però ancora Breganze riporta in avanti la sfera, palla al centro e questa volta un po' scoperta la difesa, assist di Volpe e Giovanni Tagliapietra, come nel primo tempo, segna riportando sotto. Eccolo qua l'assist di Volpe e scoperta la difesa su quel lato, completamente solo Giovanni Tagliapietra. Il gol è venuto al 9 secondi. Si riporta sotto il Breganze e Sarzana deve stare decisamente attento perché la formazione veneta non si arrende. Intanto Manrique cercava di arrivare in rete con la pallina ma ci ha messo una pezza Giuseppe Tagliapietra. Rubio va alla conclusione, colpisce la rete dietro la porta di Tagliapietra. Ancora Rubio, su di lui Agostini, ancora Rubio in area, si libera bene però arriva in raddoppio un altro, l'autore del gol, sì, Giuseppe Tagliapietra, Giovanni Tagliapietra. Poi ancora Rubio cerca un passaggio in area ma non c'è nessuno dei compagni, dalla parte opposta
molto bravo il neo rientrato Tabarelli, ha tolto la pallina a Volpe. Ancora Tabarelli si fa vedere, potrebbe concludere, si allarga, mette al centro, niente di fatto. Munnè prova il tiro ma viene ribattuto da Dal Santo. Poi c'è un fallo di Borzi su Dal Santo, è il 7° fallo del Sarzana, attenzione perché si avvicina a quota 10. Giovanni Tagliapietra, doppietta per lui. Agostini, conclusione ribattuta da Borzi, poi parte Tabarelli, vediamo Rubio, chiama in azione anche Munnè, ancora Rubio, supera la metà pista, Tabarelli, Munnè, Tabarelli bravo, anticipa Volpe che sarebbe potuto ripartire, poi Rubio mette palla al centro, Borzi è marcato strettamente, Tabarelli non ha lo spazio per il tiro, ultimi secondi, conclusione, portiere ha parato quindi ripartivano i 45 secondi ma la pallina ora è del Breganze. Dal Santo, attenzione, Agostini ma fa buona guardia Corona. Dalla parte opposta gran gol di Munnè, importantissimo, ripartenza fulminea dello spagnolo che va a insaccare con un tiro dal basso verso l'alto. Niente da fare per Giuseppe Tagliapietra. Eccolo qua Munnè, velocissimo, lo vediamo da questa posizione, tiro imprendibile e quindi gol all'11° e 48 secondi. (4-2) per il Sarzana che ha riportato il doppio vantaggio decisamente più tranquillizzante, anche se lo ripeto sempre fino alla noia, l'hockey è uno sport dove 2 reti di vantaggio non garantiscono nulla nemmeno se manca un minuto alla fine, figuriamoci se ne mancano 13 e 12. Allora vediamo i finali, intanto ce n'è, oltre a quello di ieri 5-1, il Forte dei Marmi che ha vinto a Giovinazzo in rimonta, quindi poi abbiamo il 4-2 del Sarzana e ancora 1-1 nel secondo tempo, Centro Giovani e Novara, mentre Bassano, Lodi, Trissino, Follonica e Castiglione Grosseto si giocheranno domani. Quindi esploit esterno, primi punti per il Forte dei Marmi a Giovinazzo, un Giovinazzo che nell'ultimo aggiornamento che avevamo visto conduceva per 5-3. Tagliapietra, no, sì, Tagliapietra, Giovanni, sempre lui. Borzi, conclusione deviata da Cairo, ancora Sarzana, Borzi mette la palla in area un po' troppo indietro per Tabarelli, poi dalla parte opposta conclusione di Dal Santo che viene parata da Corona, poi Rubio si allarga, importantissima la rete di Munnè che ha interrotto il tentativo di rimonta del Breganze che in questo secondo tempo come nel primo ha fatto vedere delle cose decisamente buone. Tabarelli, Borzi, un po' corto il passaggio per Munnè che comunque ci arriva, cambia gioco, buono il tocco di Borzi per Munnè, poi su Munnè c'è Cairo, Rubio, Munnè che ha messo a segno la propria seconda rete, quindi ha raggiunto come anche De Rinaldis e Borzi, quindi hanno segnato per il Sarzana, a parte Manrique che ha la sua prima rete
stagionale i 3 giocatori che dopo 2 turni erano a una rete, quindi sono tutti a 2 reti i marcatori del Sarzana, a parte Manrique che ha 1. E intanto ancora il Sarzana, Borzi, Rubio, Munne perde palla banalmente sulla metà pista, Borzi ci mette una pezza, Gabrio però ancora, Dal Santo, taglia pietra, Costenaro che è rientrato con una fasciatura, anzi un cerotto allo zigomo sinistro. Cairo, corto il passaggio ma c'era l'arbitro nel mezzo e Rubio non è andato a prendere la pallina. Borzi in lotta con Cairo che riesce a tirare ma lo stesso Borzi ribatte. Dal Santo, gioco fermo, fallo numero 8 del Sarzana, sì, del Sarzana, quando mancano, vedete, 1 secondo meno di 11 minuti. Rubio, su di lui c'è Giovanni Tagliapietra, niente di fatto, parte Costenaro, fermato molto bene, di precisione da Tabarelli, il quale poi ancora riconquista la pallina sulla metà pista. Gran lavoro del numero 7 del Sarzana, che poi giustamente preferisce far girare la pallina. Rubio, scambia con Munne, poi Rubio ancora, su di lui Costenaro, Borzi cerca il passaggio a mezza altezza per Munne, anticipato da Costenaro. Dalla parte opposta grande girata di Cairo, che però non è in posizione idonea per colpire di sicurezza, e quindi niente di fatto. Riparte il Sarzana. Borzi, c'era lo specchio della porta, un attimo di tempo perso per il controllo legittimo da Tabarelli, altrimenti sarebbe stato lo specchio della porta libero. Gioco fermo e arriva il 9° fallo del Sarzana. Sono rimasti a 5 quelli del Breganze, quindi al prossimo fallo di squadra ci sarà, tanto c'è un'altra ammonizione. Credo che sia un'ammonizione per la panchina del Breganze, perché il signor Brambilla è lì a parlare con Tiella, quindi presumo che sia il cartellino giallo per qualcuno della formazione veneta. E comunque Sarzana 9 falli, quindi gli arbitri l'avevano punita l'azione fallosa del Sarzana. Conclusione di Dal Santo, parata da Corona. Borzi, Munne, buon lavoro di Munne a centropista, poi però si fa rubare la pallina. Cairo, conclusione sul fondo, recuperata da Rubio. No, gioco fermo, non si capisce, no, sembrava che gli arbitri avessero fatto proseguire, no, gioco fermo. Rubio, sì, l'arbitro aveva fischiato per riprendere il gioco, Rubio invece era ripartito, pensava a una specie di regola del vantaggio, diciamo, perché era in possesso della sua squadra. Comunque servizio per Munnev, che riesce a invitare l'uscita al portiere ma poi non riesce a superarlo. Comunque recupera ancora Munnev, cerca di servire De Rinaldi, si intromette in maniera decisiva Costenaro, che evita un momento in cui si sarebbero presentati in 2 soli davanti alla porta del suo compagno. Poi Rubio, palo pieno di Rubio, a portiere battuto. Ancora Sarzana, Rubio si allarga, serve Munne, De Rinaldis dietro la porta,
Munné scambia ancora con il numero 88, suo compagno di squadra, poi si intromette prima Dal Santo, poi Costenaro, ma poi arriva Borzi. Da questi la pallina finisce a De Rinaldis. Borzi, Rubio, De Rinaldis, Borzi si gira, salta Dal Santo, poi solito intervento del portiere fuori della sua zona, quindi rimessa dall'angolo per il Sarzana, e comunque Sarzana sempre sotto la spada di Damocle del nono fallo. Buono la pallina, Munné, e si supera Giuseppe Tagliapietra. Era quasi un rigore in movimento quello di Munné, ma bravissimo Giuseppe Tagliapietra. Munné va a recuperare palla togliendola a Giovanni Tagliapietra, poi Rubio per Munné ancora sul fondo, attaccato da Tagliapietra, quello di prima, Giovanni. No, infatti Antonio. Ormai ho ingaggiato una lotta personale con la famiglia Tagliapietra per cercare di sbagliare meno nomi possibili, e c'è il fallo perché il Fortenami non è riuscito a uscire dalla propria metà pista in tempo utile, quindi la pallina è assegnata al Breganze, appunto. Costenaro indietro per Dal Santo, ancora la formazione veneta, e qui c'è il fallo a gancio, espulsione di De Rinaldis. È ineccepibile la decisione del signor Marinelli. E ora eccolo qua, involontario, ha alzato subito la mano De Rinaldis, però l'aggancio c'è stato, e quindi 2 minuti di superiorità numerica per il Breganze, che sono tutti da vedere, perché non sarà facile per il Sarzana provare a gestirli. Vediamo un po'. A regola ci dovrebbe essere anche il tiro diretto, però non è più automatico come nelle stagioni passate. Però dal tipo di fallo vediamo un po'. Intanto sta finendo il time out. No, infatti non c'è però il tiro diretto, se c'è soltanto i 2 minuti di espulsione, che insomma è anche abbastanza giusta la cosa, perché già 2 minuti di espulsione, indipendentemente dal fatto che si segni o no, sono una punizione non da poco. Vediamo come riuscirà a gestire, o se ci riuscirà, il Sarzana questa lunga permanenza con l'uomo in meno. Ripeto, ormai siamo già alla terza giornata, però se anche il Breganze segna un gol o 2 o 3 o 4, quel che è, i 2 minuti di inferiorità numerica il Sarzana li deve scontare tutti, perché la nuova regola da quest'anno questo prevede. Attenzione, grande Corona che ci mette il guantone per fermare l'azione di Cairo. Ancora Corona sul tiro da fuori di Dal Santo. Gioco fermo, vediamo qual è la decisione dell'arbitro. Viene richiamato Gabriel Cairo, il quale non si muove. Vanno tutti vicini all'arbitro, meno quello che l'arbitro vuole per parlarci. C'è andato Dal Santo, che è il capitano,
Vediamo la decisione dell'arbitro. Cartellino rosso addirittura per Gabriel Cairo. Vediamo se riusciamo a rivedere. E quindi adesso ci sarà un periodo in cui si giocherà 3 contro 3, dopodiché, ecco, vediamo se riusciamo a vedere l'azione. Questa è la conclusione, la doppia parata, poi è la stecca di Gabriel Cairo che ha colpito sulla testa Borzi, e quindi l'arbitro ha giudicato volontario il fallo e ha deciso per il cartellino rosso per il numero 19 del Breganze. Quindi intanto ci sarà da finire la quella che era la superiorità numerica del Breganze, ma ora la parità numerica fra le due squadre, che infatti dovrebbero giocare 3 contro 3 più portieri. Dopodiché scatterà un bel po' di superiorità numerica per il Sarzana, perché con l'espulsione definitiva dovrebbero esserci 4 minuti almeno, se è rimasto la vecchia decisione, cioè la vecchia conclusione di Munné, che il portiere non para, ma ci pensa Antonio Tagliapietra. Sì, Antonio questa volta è giusto. Poi Sarzana ancora 3 contro 3, Munné, Rubio, spazi più ampi chiaramente con un uomo in meno per parte. Vediamo, gioco fermo, antigioco violato dal Sarzana, pallina che va al Breganze. Dal Santo, Volpe, Tagliapietra, Antonio. Dal Santo per poco non gli toglie palla Manrique, recupera ancora il Sarzana. Munné, e ora il Sarzana con l'uomo in più, quindi superiorità del Sarzana fino all'esaurimento dei minuti decisi per l'espulsione definitiva di Cairo. Quindi 4 contro 3 come uomini di movimento, conclusione però di Dal Santo, e ora il Sarzana a 4 minuti dalla fine, insomma, ha la possibilità di gestirsi le cose abbastanza bene, anche se quei 9 falli sono sempre un po' un pericolo. Diciamo che per sentirsi più tranquilli il Sarzana dovrebbe cercare di segnare con l'uomo in più il quinto gol. Borzi alla conclusione, ribattuto da Volpe, poi Rubio riconquista sulla metà pista. 3 minuti e 50 da giocare, vedete. Borzi, Munné cerca il pallonetto, non ci casca Tagliapietra Giuseppe, poi Borzi impedisce la pallina di raggiungere Dal Santo, possibilità di azione, niente di fatto nemmeno in questa circostanza. Gioco fermo e adesso c'è il cartellino blu per Manrique. Quindi si ritorna in parità numerica, 3 contro 3 più portieri. Quando mancano 3 minuti e 30, insomma, abbiamo fatto una ripassata di regolamento e a questo punto può darsi che negli ultimi minuti Dal Santo sperava nel tiro diretto, protesta e l'arbitro lo ammonisce. Non è stata una partita cattiva, sì, maschia sì, ma cattiva no, però insomma 2 espulsioni temporanee, una definitiva, a cartellini gialli dovremmo essere su 5 o 6, non male.
3 minuti e 30 da giocare, quindi abbiamo avuto qualche secondo di superiorità numerica del Breganze per espulsione di Rinaldis, poi un periodo di parità numerica perché c'è stata l'espulsione di Cairo, un nuovo momento di superiorità numerica del Sarzana, questa volta per il termine dell'espulsione di Rinaldis, e ora di nuovo parità perché è stato espulso Manrique. Intanto vediamo, no, non vediamo, mi è sfuggito, comunque chi ha la visione ha visto gli aggiornamenti, che poi peraltro sono due partite, una la state vedendo, quindi è solo quella del centro giovani in corso. Allora vediamo un po', la pallina è in possesso del Breganze con Dal Santo, Volpe, tiro forse deviato da Corona, Rubio ha la possibilità di tentare il tiro ma preferisce gestire giustamente perché il tempo passa. Munné si libera, palo interno di Munné, sfortunatissimo il Sarzana, il secondo palo lo stesso alla sinistra di Giuseppe Tagliapietra, prima di Rubio se non vado errato, ora di Munné col portiere battuto anche stavolta. Niente di fatto, poteva essere il gol che indipendentemente da superiorità o parità numeriche avrebbe praticamente detto quasi la parola fine della partita, e invece mancano 2 minuti e 40, il Sarzana conduce per 4-2, però ha 9 falli e fra poco a regola dovrebbe rientrare, non molto tempo ma dovrebbe rientrare il quarto giocatore di movimento. Tanto c'è la conclusione di Rubio fuori del giocatore di movimento del Breganze. Antonio Tagliapietra, tiro parato da Corona che gli era bene uscito incontro. Rubio finisce a terra Antonio Tagliapietra che viene ammonito, fallo di squadra per simulazione, quindi ammonito Antonio Tagliapietra, punizione in favore del Sarzana, fallo di squadra ai danni del Breganze e pallina che ritorna quindi in possesso del Sarzana che è sempre a 9 falli, e ora il Breganze passa a 6, però a 2 minuti e 12 dalla fine credo che l'unica squadra che possa raggiungere il 10° fallo sia proprio quella di Sergio Festa, se ci arriverà. Comunque Breganze prova a ripartire e ora la superiorità numerica, quindi scontati 4 minuti per il rosso di Cairo. Attenzione, c'è una mischia, c'è probabilmente anche un fallo sul portiere, no, gioco fermo e c'è la rimessa a 2, quindi non c'è fallo su Corona, no, non c'era fallo, quindi decisione giusta degli arbitri che assegnano la pallina a 2, quindi 1 minuto e 50 che il Breganze ha la possibilità di giocare in parte almeno con l'uomo in più. Dal Santo, conclusione, niente di fatto, pallina alta, rimessa per il Sarzana. Pallina per Munné, un po' trattenuto da Dal Santo, l'arbitro li lasciano giocare, sbaglia il passaggio Agostini, va a recuperare Munné. Ora siamo in parità numerica per tutte e due, quindi si chiuderà con, era meno di quanto mi sembrasse il momento di inferiorità ultimo del Sarzana, quindi 1 minuto e 5 secondi ora e meno in calo, diciamo così. Breganze prova un po' da tutte le posizioni, poi tiro ribattuto lunghissimo, va a recuperare Rubio, dietro la porta il passaggio per De Rinaldis, recupera Dal Santo, ci prova fino in fondo il Breganze almeno a riportarsi sotto, 4-2 comunque sempre per il Sarzana. Agostini ben contrato da Rubio e Borsi, poi la conclusione di Volpe, poi una mischia, ancora Corona allontana, cerca l'alza e schiaccia Antonio Tagliapietra, niente di fatto, ancora Breganze, ancora una conclusione stavolta di Agostini, assedio del Breganze
mancano gli ultimissimi secondi e sono sempre comunque 2 i gol di vantaggio del Sarzana, che però non ce la fa. Ecco, ora recupera De Rinaldi, vediamo se riuscirà a tenere la sfera fino in fondo. No, però la allontana, e a questo punto il Sarzana porta a casa la seconda vittoria consecutiva in casa. Non è stata facile portare a casa questi 3 punti, però il Sarzana sale a 7, 2 vittorie dopo quella con il Forte dei Marmi di 2 settimane fa e il pareggio con il Follonica, il 4-2 con cui ha battuto il Breganze meritatamente, ma un Breganze che ancora una volta ha fornito una prestazione decisamente positiva a livello di gioco. Riepiloghiamo i marcatori. Nel primo tempo vantaggio di Giovanni Tallapietra, pareggio di Manrique, vantaggio firmato da De Rinaldis e Borzi. Secondo tempo che si apre al nono con il 3-2 di Giovanni Tagliapietra, poi Munnè e De Rinaldis, scusate, Munnè firma l'ultima rete della partita. Ci sono poi soltanto espulsioni temporanee per De Rinaldis e Manrique, definitiva per Cairo, e finisce 4-2. Quindi Sarzana batte Breganze 4-2, Sarzana che sale a 7 punti. Da Giulio Ernolieri la buona serata, grazie a Gaetano Di Benedetto per la parte tecnica e a risentirci prossimamente.